Palazzi vanno restaurati e tenuti su perché questa è la storia dell'Italia. Che sia parte della storia d'Italia non c'è dubbio, meno scontato vederlo campeggiare su una piazza nel 2019. Dal recente restauro di un palazzo storico a Zensò, a 2 passi dal municipio, spuntano 2 vistose effigi del duce Benito Mussolini. La foto, complici le notizie nazionali sui cogli razzisti contro Balotelli, l'anniversario della marcia su Roma e la controversa commissione Segre, rimbalza e rotola fino a diventare ingombrante nel piccolo paese in riva al Piave. A me non interessa niente della gente perché nessuno ci dà i soldi per restaurare, per pulire, per sistemare e perché sia decoroso in piazza, perché noi vogliamo che la nostra casa sia decorosa e pulita. Il volto stilizzato, impresso sull'intonaco del palazzo, risale al periodo del Ventennio, quando motti e immagini inneggianti al duce erano comuni. La storia poi ha sancito la fine del fascismo e lo scorrere del tempo ha cancellato quei segni sui muri, ma un primo restauro, 20 anni fa, li ha riportati alla luce, lasciandoli appena percettibili in basso contrasto, al punto da passare quasi inosservati. No, io non è che mai vista ai 40 anni che sono qua, è la prima volta che ne sento parlare qui in farmacia. Una cosa che abbiamo visto io è da quando sono nata. L'ultimo restauro, qualche mese fa, ha invece reso più evidente l'effigie del duce, come si può notare dal confronto delle immagini di oggi con quelle dell'estate scorsa, fatte nei giorni della tromba d'aria che sconvolse Zensò, dove non si nota nulla. Scrupoloso rispetto della storia o velata nostalgia del fascismo, i proprietari non hanno dubbi. Ma il fascismo per me non esiste più. Chiaro anche il sindaco Daniele Dalanese. Il restauro rispetta il regolamento comunale e trattandosi di un edificio privato il comune non può fare niente. Tra i paesani la questione non desta grande interesse. Se loro hanno deciso non so io. È una bolla di sapone. È indifferente per me, quindi quello che c'è stato è stato.